Siamo in compagnia di Alfredo Vogric, ha conosciuto personalmente Nino Benvenuti. Ci vuole raccontare come è iniziato, come l'ha conosciuto? Ci siamo conosciuti molto prima dei professionisti, eravamo dilettanti tutti e due. Poi io ho cominciato il pugilato professionista, però sono andato all'estero, in tanti posti all'estero, e ci siamo sentiti qualche volta. Poi sono tornato in Italia e sono andato nel stesso club di Benvenuti, Supermercato Mobili con Amaduzzi. Siamo stati 3 anni a fare box insieme a Bologna. Lei viene dalle zone delle Valli dei Natisoni? No, io sono nato a Udine in via del Bon. Ah, bene. E ha combattuto tanti anni con lui, facendo il boxer anche lei, insomma, no? No, sì, io sono andato in giro per il mondo, ho fatto tanti incontri fuori dall'Italia. La maggior parte degli incontri, io ho 60 incontri professionisti, 22 in Italia, il resto in giro per il mondo. Lei era particolarmente legata a Nino Benvenuti, mi diceva che era molto amico, insomma. Sì, eravamo molto amici, siamo stati assieme quasi 3 anni, e sempre così, e poi ci si vedeva spesso. Certo. Anche l'allenamento di classe nelle valli. Anche è stato a casa mia, dove avevo la casa io, a Clastra di San Leonardo, ci siamo allenati lì, avevo messo sul ring lì. Ah, tutto, sì. In che anno più o meno? Adesso... anni 60, 70. 70? Ah. Sì. Perché poi avete condiviso anche, dopo il terremoto, degli eventi assieme, no? Sì, io ero a Detroit e siccome sono stato 4 anni a vivere in Lussemburgo, il Fogolar Furlan, dopo il 76 che c'è stato il terremoto, mi ha chiamato per fare esibizioni con Benvenuti e Pro Friuli. E io sono partito da Detroit, sono andato e abbiamo fatto l'esibizione, molto ben riuscita, e tanti soldi presi, messi per i terremotati. Che avete costruito, avete dato i soldi per costruire le case? Non noi, non noi, hanno fatto tutto il Fogolar Furlan. Ah, attraverso il Fogolar. Sì. Ma so che avete anche delle lettere, mi sembra, dopo mi farà vedere, delle lettere che vi hanno dato il Fogolar Furlan in riconoscimento, insomma, dei soldi che avete raccolto per ricostruire le case, per fare... No, abbiamo fatto l'esibizione e basta, lì a Lussemburgo, e basta, così, nient'altro. Avete anche avete una rassegna stampa un po' in cui si racconta la vostra amicizia con Nino Benvenuti, vi trovavate ogni tanto? Qui? Beh sì, siamo stati quasi 3 anni sempre nel stesso club, di Bologna, diciamo, no? A Bologna, sì, con Amaduzzi. Con Amaduzzi. E abbiamo fatto tante di quelle riprese assieme che... Certo. E lei come ha iniziato a boxare così un po'? Io giocavo nei ragazzi dell'Udinese. E ho cominciato lì con i ragazzi dell'Udinese, ma poi ho cominciato ad andare in palestra del pugilato. All'ospedale vecchio, c'era l'ospedale vecchio, la palestra numero 3. Poi di fronte lì? Sì, poi ci hanno spostati nella palestra dei pompieri, poi ci hanno spostati nella palestra di
Ex via Credonia. della casa di Beghi, che era presidente della pugilistica udinese. E poi siamo andati, ho tirato fuori io al Pietro Zorutti il posto, siamo andati nella palestra del Pietro Zorutti e poi Pietro Zorutti. Che sarebbe dove, scusi? In via Trieste, la laterale di via Trieste, la scuola Pietro Zorutti. Ah, lì della scuola? Lì della scuola, c'era la palestra, siccome io abitavo di fronte dall'altra parte, e ho chiesto, ci hanno lasciato andare lì a far, perché ci mandavano via da tutte le parti, la boss non era ben vista. Ho capito. Sì. E dopo praticamente lei si ricorda quando Nino Benvenuti è diventato campione del mondo? È stato sì, mi ricordo, lui era un grandissimo pugile, era un stilista meraviglioso. Anche con me si faceva tante riprese di allenamento, era bellissimo. Voi vi allenavate assieme facendo? Sì, ci si allenava assieme. Lì, in quei 3 anni lì a Bologna eravamo quasi sempre assieme. Certo. Leggermente con pesi diversi un po', no? E lui era medio, io medio massimo. Poi io sono passato ai massimi. Ai massimi. Quella volta che peso era il medio massimo più o meno? 79 kg 387 grammi. Ho capito. Sì, perché anche i grammi poi influenzavano tra una categoria e l'altra. Anche quasi coetanei, no? Eravate quasi coetanei. 2 anni di differenza, 2 anni più vecchio io. Certo. E vi vedevate spesso qua quando eri in Friuli? Lei... Sì, lui ci siamo visti tante volte, poi dopo io sono andato in giro per il mondo per lavoro, non ci siamo visti più. Certo. Poi quando ha acceso il Friuli, quando hai fatto l'incontro con Urtain, se ci racconti con Urtain, sì. È stato veramente importante anche i paesi, come, quando e dove, no? Sì. Ho fatto un incontro con Urtain che abbiamo fatto, spagnolo, in Spagna. Ah, in Spagna? Per il titolo? No, nessun titolo. Abbiamo fatto l'incontro e poi io ne ho fatti altri, ma sempre in giro per il mondo, e sempre con i campioni del posto. Sì. Però quello con Urtain ha fatto scalpore? Beh, ha fatto scalpore perché era il momento che Urtain era imbattuto, insomma, non aveva mai perso e allora... Ma non è stato una gran cosa, insomma. Anche Nino Benvenuti ha avuto il primato che ha avuto moltissime vittorie e una sola sconfitta, mi sembra, no? Sì, Benvenuti è stato un campione, veramente. Certo. E dopo nella sua vita professionale, dopo diciamo aver fatto il boxer, è andato in giro sempre per il mondo? Sì, dopo ho cominciato a lavorare con la Ghella, una impresa di costruzioni, e sono andato in Egitto, poi sono andato in Colombia, poi sono andato a Santo Domingo, poi sono andato in Venezuela e poi sono andato ancora in un altro paese, adesso non mi viene sul nome, sempre in Sud America, in Guatemala. In Guatemala, ecco, sì. E faceva il direttore? No, ero responsabile dei servizi generali, dovevo pensare a tutto. Cioè il posto era così, si arrivava in un posto che non c'era niente, si costruiva un paese che poi rimaneva al governo. Ho capito. E lì c'erano impiegati del posto e impiegati italiani, stranieri e altri, no? Certo. E io dovevo pensare a tutto, a organizzare
il mangiare 3 volte al giorno, le colazioni, la palestra, la piscina, tutto quella un roba. pugile intelligente, un pugile anche imprenditore, con delle capacità non indifferenti, che ha portato i colori friulani nel mondo. Sì, ma con la quinta elementare sono diventato direttore amministrativo per la Ghella in Guatemala, sì. Anche Gianni Morandi con la quinta elementare ha vinto più volte Sanremo. Allora c'è stato un periodo che si doveva aiutare della gente e io mi hanno dato dei soldi, la ditta, per fare una squadra di calcio e per mettere su una squadra di calcio, eccetera. Io invece del posto della squadra di calcio ho trovato un dottore che aveva un ospedale per i bambini in Guatemala e ho dato i soldi a loro. E all'inizio la ditta è stata un po' titubante, mi ha detto ma perché, no? E poi mi ha ringraziato perché tutto il paese era con noi, con la gente che si faceva. Sì, ho capito. E noi friulani siamo ben fieri di aver avuto un campione presente anche fisicamente, giovane, con un'esperienza del genere, e anche per trasmettere ai giovani d'oggi che stanno attraversando un periodo un po' particolare, difficile, questo coraggio, questo non mollare mai e andare anche oltre il confine e farsi onore come ha fatto il nostro grande Alfredo, che è giusto ricordarlo e fargli ricordare queste avventure qua, perché altrimenti rimarrebbero nel buio. Forse i napoletani, che io adoro, valutano i campioni in una certa maniera e li valutano veramente col cuore, e noi friulani dobbiamo diventare come loro, perché Alfredo va considerato, valutato, e anche, diciamo così, grazie Alfredo per quello che hai fatto per te ma anche per tutti noi. Beh, io l'ho fatto per me soprattutto, sì. Perché sia la box che tutto, però non mi lamento della mia vita. È ecco. Un bel esempio, perché tuttora lui a casa qui a Udine ha avuto sempre la sua palestra, si è costruito da solo la sauna, tutto quanto, sì. Ha continuato con i suoi, ormai quanti ne hai adesso? Tanti, che avete di molti 20 di meno, perché è un esempio anche di cultura psicofisica. Quasi 89. Manca poco ai 90 e tanto complimenti, sì, è un insegnamento per tutti, è un bel esempio, ecco, per tutti, specialmente per i giovani. Perché aiuta a fare anche lo sport, no? Beh, lo sport mi ha fatto molto bene. Molto bene. Se non avessi fatto il pugilato, da come sono stato bambino, perché io sono nato a Udine e mio padre non c'era, era in Africa. Mio padre è tornato dall'Africa perché era stato preso prigioniero dagli inglesi, è tornato dall'Africa che avevo 13 anni. E soffrivo perché non conoscevo mio padre, eccetera, perciò ho passato una gioventù molto brutta. Se non avessi fatto il pugilato sarei diventato un delinquente. Ecco. E il papà era originario delle valli, no? Come Vogris, anche mio padre è nato a Udine, è nato a Udine perché mio nonno era maresciallo postale. Quella volta che lo chiamavano così, maresciallo postale, uno che dirigeva le... È nato a Udine anche lui, anche mio padre, e anche mio zio, che poi si è trasferito a Milano, aveva una grande ditta. Grande toro tifoso era, che è mancato da poco, mio nipote acquisito, il Lucio Vogris, era un tuo fans che poi è diventato il re della Gubana, dal niente il re della Gubana nel mondo. Sì. Era un tuo veramente, quando tu eri ospite della comunità montana, eccetera, si vantava sempre di essere stato sì, io avevo le case a Clastra. Avevo ereditato le case, sì. Posto bellissimo,
Anche lì Benvenuti si è allenato con me lì. Io mi ricordo che ero minorenne, sono Gigi Nardini della casa del Miele di Civiale Friuli, in Val di Cialla, e mi ricordo che sono stato tuo tifoso, che ancora sono del 51 e ero minorenne, che ancora eravamo ragazzini e ti seguivamo con tanto ardore le tue imprese che ogni tanto le facevano vedere sul Messaggero ed altro, e non vedevamo l'ora di sapere qualcosa di te, perché tu te ne andavi a spasso a lavorare in giro per il mondo e la notizia, quindi non c'era quella volta internet, non c'erano informazioni immediate di Google come adesso. Noi eravamo sempre alla ricerca di un qualcosa, che ogni tanto mi hanno detto anche che ti avevano visto a fare il bagno d'estate nel nostro Natisone, il fiume di Cividale del Sì. Mi è sempre... ne parlavano, c'era Alfredo, no? Mi è sempre piaciuto il Natisone. E poi diciamo anche, che detto anche dalle friulane, che di là eri anche un bel pugile, un bell'uomo da diventare anche famoso come attore cinematografico, se magari andavi in America o qua o là. Ho fatto un 2, 3 così, ma roba da poco così. Una volta in Sudafrica mi hanno chiamato per girare una reclame, siamo andati adesso non mi ricordo l'isola che c'è, che siamo andati lì, sono stati una settimana per girare 10 minuti. Succede così, No, però, ma ha girato sempre qualcosa inerente alla box o altre cose? No, era su un prodotto. Su un prodotto, sì. Ti serviranno, sta registrando? Sì. E ti serviranno forse già neanche i suoi particolari, che ne so, data di nascita, dove è nato, questo particolare, la partenza da ragazzino, sentivo che adesso... Sì, era interessante sapere, dato che comunque il giornale si chiama Udinese Life, è interessante insomma sapere che ha iniziato facendo il calciatore nell'Udinese. Sì, ho fatto un anno nell'Udinese ragazzi. E poi ho lasciato perché con il calcio il massimo che avessi visto sarebbe stato Palermo, Milano. Io invece col pugilato pensavo di andare in giro per il mondo, è quello che è successo. Certo. Ma nei suoi anni, quindi lei cosa aveva, 10 anni più o meno, quando si allenava con l'Udinese? No, un po' più tardi. Un po' più tardi, avevo 16 anni. 16 anni. E a 18 ho cominciato ad andare in palestra. Per allenarsi per la box? Sì. Per la box, certo. E quella volta, non so, si ricorda magari se c'era qualche campione che si allenava con lei, che poi è diventato un calciatore famoso, perché so che quella volta il Friuli aveva un sacco di calciatori famosi, anche dello stesso... Sì, c'erano, ma adesso per esempio con Guido Macor, che era nei ragazzi non dell'Udinese, era nel collegio. Allenatore, voi eravate al Moretti? No, sì, belli, io sì al Moretti, no, ma come si chiama? Dove c'è la chiesa? Redentore. A Redentore, sì. Lì che c'erano i ragazzi del Brunetta? Sì. Lì era il campo di allenamento? Sì, lì c'era il campo di allenamento, la chiesa. La chiesa, sì, Redentore. E lei abitava lì vicino, no? No, io ho sempre stato in Via del Bon. Sempre in Via del Bon, ok. Sì. E andava lì a piedi o in bici quella volta? Avevamo la bicicletta e a piedi. Infatti è dai pochi che è rimasto a parlare l'udinese col dialetto ancora, quando eravamo ancora Repubblica Veneziana, no? Ancora è rimasto quell'accento, cosa vusto, cosa fas tu, no? Sì. Allora lui lo parla proprio perfettamente, come pochi che siamo rimasti, no? Sì.
Sì, Ho se lui capito. parla l'udinese, Sì, sì. come lo dovresti parlare te? Sì, l'udinese è così, se parlava... Vuole provare a dire Giusto, cosa fa sto? qualcosa in dialetto udinese? O se si ricorda, cioè, era il tempo di Manente anche, o dopo Manente anche. Dopo Dopo Manente, sì. Vi siete allenati anche ancora al palazzetto al Benedetto, vediamo in via cosa, via Marco Volpe, come Sì, mi sì, ricordo che si allenava Nardini lì, Sgrazzutti, sì. c'era il famoso allenatore Morgante. Morgante, l'altro anche. Morgante e Zucco. Esatto. E sono stati due grandissimi allenatori. Morgante era professore di ginnastica in scuola e Zucco lavorava in tribunale. E ti ricordi quando io ho organizzato l'incontro nazionale al palazzetto di Cormons, che tu sei stato ospite, adesso mi viene in mente, a Cormons ho organizzato un incontro nazionale, lui è venuto come ospite d'onore e siamo andati tutti dopo a cena lì a 420 e c'eri anche te tutto quanto, Adesso- tanti anni fa. Sì, adesso non mi ricordo. Con il patrocinio del comune. Sì, ne abbiamo fatte una volta a Udine, in Friuli, ogni sagra c'era una riunione di pugilato. Vedi che dopo il pugilato è andato sulle stelle. Sì, era andato proprio... Mi ricordo che i miei genitori si alzavano a vedere i benvenuti alle 3-4 del mattino con la radio. Sì. Mi svegliavano con me, andavo giù, c'era mia madre che urlava, guarda, Sì. quando ha battuto Griffith Sì. e altro, si andava. C'era ogni sagra c'era una riunione di pugilato, adesso non c'è più niente, non esiste più. Certo. C'è qualche cosa, qualche ripresa in giro però, qualche roba. Ma Però perché il pugilato l'hanno perché una volta il pugilato era così, uno cominciava da novizio e faceva incontri di novizi finché vinceva, restava novizio fino al campionato italiano, come ho fatto io. Da novizio ho vinto tutti gli incontri fino a essere campione d'Italia. E poi passavi dilettante di terza serie e facevi tot incontri finché diventavi dilettante di prima serie, facevi tot incontri di prima serie, passavi professionista di terza serie. Certo. Oggi con 5 incontri sei campione del mondo. È facile diventare, è più facile, no? E dopo, sì, so che diceva che ha fatto anche l'allenatore dopo in America, in varie parti del mondo. No, ho fatto a Kinshasa. figurava la parte sportiva anche, no? Sì. Ma a Detroit anche ha fatto un A paio di Detroit mesi? stavo aspettando di entrare preparatore al Marvin College e poi è venuto il terremoto, sono tornato in Italia, non sono andato più. Certo. Ma ha conosciuto anche Enzo Berzot lei? O... Sì, Ha conosciuto. l'ho conosciuto così, insomma, non in amicizia, ma l'ho conosciuto, sì. Sì. E dopo Cappello ha conosciuto un po' Del Neri, questi giocatori. Sì, ma così di vista praticamente non... Manente forse Manente. Manente ho conosciuto di vista, sì. Era amico di Boniperti. Sì. C'erano bei calciatori. Una volta il Friuli aveva parecchi calciatori che diventavano famosi, anche Dino Zoff, no? Dino Zoff, ecco, sì, lui ci siamo conosciuti, Lui ci siamo visti più volte, sì. è stato portiere per un periodo all'Udinese. Sì. Era Molto grande Bruno Pizzul che ci ha lasciato davanti. anche Pizzul l'ho conosciuto. Avevo una foto con Pizzul, ma non mi ricordo dov'è.
certo. E insomma, così ha sempre, diciamo, rimasto nell'ambito del pugilato, un po' così anche per la conoscenza con Nino Benvenuti, che è stato campione del mondo, che è campione olimpico. Beh, no, ho conosciuto tantissimi pugili di qua e là, ma la mia carriera è stata sempre all'estero, diciamo, perché su 60 incontri, 22 in Italia, il resto fuori, in giro per il mondo. Certo. Non hai incrociato mai Cassius Clay così? No, mai. Personalmente? No, mai. È stato un grande... Griffith. Ho incontrato Griffith, ho incontrato... Adesso non mi ricordo Griffith bene. è stato in Italia, sì, sono diventati amici poi loro due. Sì. Benvenuti a Griffith. Sì. So che ho visto anche una foto con il nostro Vigni Raiolo, il famoso cantina Fantinelle, c'è Griffith con Nino Benvenuti e anche con Loris Fantinelle, ospiti. Bei tempi, dai. Bene. È una bella storia la sua, se si riesce a prenderla dall'inizio, da quando era bambino, ha avuto anche difficoltà come me, come tanti congenitori. Perché io vai su pian pianino. Io da bambino intanto mi prendevano in giro perché non avevo padre. A scuola erano cattivi, no? A volte c'era l'ignoranza. No? Sì, c'era l'ignoranza così. Poi io non sapevo star fermo. Mi ricordo alle elementari che mi mettevano sempre all'ultimo banco perché non potevo star fermo, no? Non so. La vitalità adesso di manuale, neanche io mi ricordo che non resistevo 4 ore in classe. Sì, era qualcosa, soffrivo. Così succede, ognuno è com'è. Ma tante storie a livello, le autobiografie che ho letto nella mia vita, che sono amante dei personaggi, perché i personaggi hanno qualcosa da dire nella vita, è sempre qualcosa di meraviglioso sentirli e sentirti. Però hanno avuto sempre tantissimi, sono diventati grandi a livello mondiale anche nella loro professione, che sia o lo sport o lo spettacolo, ma soprattutto sono riusciti a dare tanto, quelli che hanno avuto difficoltà nell'infanzia o avuto delle difficoltà nella vita e riescono a esprimere sensazioni meravigliose. Sì, può darsi che sia così, no? Per me è stato così. Sono tanti. Sembra che la sofferenza aiuti a tirarti fuori, non c'è vita di successo senza sofferenza. Chi soffre dopo apprezza di più la vita, apprezza molto di più. Se è tutto facile invece ti lascia un'anima addormentata, invece ti apre la mente e l'anima a soffrire un po', il sacrificio. Io nel pugilato ho incontrato tutti i campioni che c'erano in giro. Ma italiani, mondiali? No, italiani, francese, tedesco, inglese, Sudafrica, Chit Calderwood, Mike Holt. Che bello. Mike Holt, secondo nel mondo. Ho incontrato tutti i campioni dove sono stato. Certo. E adesso che sei a Udine, nella tua Udine che ti ha visto nascere, che ti ha visto crescere, insomma trascorri dei giorni anche sereni e tranquilli, perché il Friuli è una regione tranquilla dove non succedono tante brutte cose, ma dà per tutti, ad esempio, la tranquillità. Vedi che anche Bruno Pizzo ha lasciato tutto per venire nella sua Cormons. Poi c'è Causio, ad esempio, che è qua, campione del mondo, vive a Udine da parecchi anni, con anche gli artisti Bobby Solo, Madi Primites e tanti altri che vivono in Friuli perché trovano la tranquillità e il poter vivere serenamente. Senti nostalgia dei tuoi passati forti, belli? Ma no, non ho nostalgia, ho ricordi. Bei ricordi. Ho bei ricordi, anche pur perdendo l'incontro, ho bei ricordi di come
come ho fatto la mia vita, Che insomma. ti ha fatto girare il mondo e capire tante aperture mentali, Sì. e capire e conoscere tante mentalità nel mondo. Ed è una Io cosa bella. sapevo, adesso mi sono fuori, non mi ricordo. Parlare le lingue un po'. Parlavo tedesco, francese, spagnolo, ancora adesso lo parlo bene, e inglese. Quindi uno sportivo, sì, pugile, ma con tanto cranio e tanta anima, è una persona anche, chiamiamola intelligente al 100%, così. Quello è il bello, per quello io sono sempre stato da sempre un suo fan, e quando lo incontro e ci vediamo mi emoziona sempre, perché la persona vedo che ha del contenuto non solo fisico, ma anche tanta testa e tanto altruismo, perché lui ha lasciato tutto ritornando in Friuli per aiutare i terremotati, non solo fisicamente, ma con tutto quello che poteva, anche lavorando, e magari il sacrificio e quello che gli davano andava automaticamente al terremoto in Friuli. Beh, già l'esibizione, sì. In che anno più o meno ha appeso i guanti al chiodo, così? Nel 1972, credo. E ha iniziato invece negli anni E ho iniziato la box giovane. nel 50, così, intorno al 50. Sì, Hai fatto qualche altro sport anche dopo? Perché tipo Carnera, che era Sì. di qua, Carnera ha fatto anche lotta libera, no? no, io no. Ha fatto il nostro grande Carnera, che è giusto Sì. ricordarlo, no? Sì, sì. Che ha portato... Lei ha conosciuto? negli anni. Sì, l'ho conosciuto. Siamo a Sequals. Secondo. Perché lui è... Poi sono stato anche al funerale nel suo. Perché lui riposa qua anche così. A secondo. Certo. Altro che ha portato sacrificio, Certo. Sì, sacrificato, ha portato i colori italiani in tutto il mondo, sì, come tanti sportivi e anche come ha fatto il grande tenore Pavarotti, che dal nulla, figlio di un fornaio, abitava nelle case popolari. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, anche perché lo aiutavo, assomigliandoli come socio, lo aiutavo nei video, lui non aveva la patente, eccetera. Ho avuto il piacere di conoscerlo, andare a modo nei suoi concerti, però veniva da una famiglia semplice, ma ha avuto i genitori che hanno creduto in lui. Io ero amico anche del papà Fernando, di sua sorella, una famiglia semplice che poi pian pianino, con buona volontà, è stato portato ai colori italiani, con questa voce, forse la più bella e forte voce che ha avuto l'Italia nel mondo, ha portato i colori italiani in tutto il mondo, e questo viene soprattutto dall'umiltà e dalla semplicità. E questo è l'insegnamento ai giovani, di non mollare mai, ma crederci e andare avanti, specialmente in questo periodo che stiamo attraversando, che non sono tanto motivati. E allora questo esempio qua, anche scrivendo un libro, bisogna che i giovani soprattutto sappiano i sacrifici che hanno fatto Alfredo e tanti come lui. Certo. Una volta Lui ha 4 figli anche, ma ha 4 figli, tre figli, scusa, perché io ne ho 4. E 3 figli. Racconta un po' i tuoi figli come sono, il suo orgoglio, pur navigando in tutto il mondo, sacrificando, e l'emblema è come sono i tuoi figli, perché come genitore vediamo un attimino come sono i figli. Però si vede che ha fatto una vita di altruismo col cuore, perché ha 3 figli, mi diceva prima in modo emozionato, uno meglio dell'altro. sì, sono 3 figli meravigliosi. Ho mia figlia qui che insegna al liceo, è professoressa. Ho mio figlio che lavorava Daniele. alla Danieli, è partito per il Brasile, è rimasto là, ingegnere. E l'altra figlia, Estel, che è coreografa, e Estel ha preso da me proprio tutto, perché ha fatto
le elementari a San Leonardo, le medie a Cividale, il liceo a Santo Domingo, l'università a Città del Messico. Bello, dai. È affascinante una cosa del genere. Sì. Vedi il sacrificio che ti porta alla cultura, come Sì, gli immigranti. sono bravissimi tutti e tre. Sono tre meravigliosi, veramente buoni. Ti aiutano a vivere bene questa serenità, ti senti dentro e ti danno forza ad affrontare anche, diciamo, la vecchiaia, e andare avanti. Sì, perché così anche a me, che io ho 4 figli e 9 nipoti, e vederli come si comportano bene mi dà la forza di superare i problemi della vita. Sì. Questo è stato bello sentirti dire, perché non tutti possono avere la fortuna di dire ho 3 figli, ho i figli meravigliosi. Sì. Questo è una veramente vita da zingarello un po' come voluta, me, sì. E avere dei figli così, hai avuto anche le donne in gamba, si vede vicino a te la tua moglie in gamba, non è da tutti, studiati e tutto quanto. Sì, sono meravigliosi, proprio bravi. Non hanno... Sì, anche ultimamente tu abiti con la professoressa qua, no? A Udine. Sì. Con tua figlia? Mia figlia, sì. Quindi da tanti anni, quindi sì. Si vede che sei stato... Da quando sono tornato in Italia. Quanti anni sono che sei qua ormai? 20 anni. 20 anni. È una vita,